Venezia prima del gran finale con il Martedì Grasso, transenne a Rialto per gestire l'assalto e i flussi di turisti. La municipalità attacca il comune, manca programmazione. Filippo Turetta, il 23enne condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, è stato trasferito dalla sezione speciale del carcere di Verona a quella dei detenuti comuni. Alex Lucchesi, accusato della sparatoria di Chiarano, ha scelto di rimanere in silenzio durante l'interrogatorio di garanzia a Venezia. Secondo il legale era esasperato dalla sua situazione familiare. Affronta la baby gang sotto casa, poco dopo si ritrova il garage forzato e l'auto storica completamente distrutta. Il fatto nella notte a Santa Maria di Sala, vittima il ristoratore dell'Amelia Romana di Mestre. 120 capi di imputazione per Pasquale Aita, il senza tetto, presente da una decina d'anni a Piazzale Roma, tornerà di nuovo in aula poco prima di Pasqua, il prossimo 16 aprile. La comunità di San Pietro in Volta è in lutto per la scomparsa all'età di 80 anni di Paolo Vianello, ristoratore che ha portato Pellestrina a essere nota in tutto il mondo grazie ai suoi piatti tipici di pesce. Circa 3.600 bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, ma anche famiglie e insegnanti, per la 16ª edizione del Carnevale Internazionale della Biennale di Venezia. Buonasera, di nuovo in diretta, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Partiamo proprio dalla città perché ha vissuto oggi una nuova intensa giornata, letteralmente presa d'assalto per l'ultimo sabato di Carnevale, come era prevedibile, in vigore controlli e sensi unici per evitare gli ammassamenti. La municipalità però attacca il comune, manca programmazione. Anche l'ultimo fine settimana del Carnevale 2025 significa per il centro di Venezia un fiume di persone che inizia a scorrere ininterrotto dalle prime ore della mattina. Per evitare pericolosi intasamenti nei momenti di piena, sul ponte di Rialto è stato ripristinato il doppio senso obbligatorio di circolazione, sulla cui osservanza vigilano gli agenti della polizia locale. I banchetti di souvenir che abitualmente riducono a 2 stretti corridoi il passaggio in Salizzada Pio X sono stati provvidenzialmente ammassati qualche metro più in là, in Campo San Bortolo, dove cingono d'assedio la statua di Carlo Goldoni. Come vanno gli affari a Carnevale? Bellissimo, tutto particolare, maschera, è venduto calamita, è tutto così. Sono i giorni migliori dell'anno. Sì. Al di là dell'entusiasmo per la festa, l'enorme mole turistica che attraversa Venezia in certe giornate pone anche nel migliore dei casi un problema di vivibilità, nel peggiore un problema di ordine e di incolumità pubblica. Marco Borghi è presidente della Municipalità di Venezia. È una scena che, come dire, dichiara una incapacità organizzativa, gestionale dei flussi. Bisogna fare, come dire, degli studi sui carichi di soglia, indirizzare le masse che arrivano sostanzialmente da 3 punti, la stazione, Piazzale Roma e il Tronchetto, e appunto organizzare un piano operativo. Pur con questi problemi, che non sono da poco, il livello dell'organizzazione culturale del Carnevale si mantiene molto alto e l'emozione di essere a Venezia rimane comunque fortissima. Follato ma molto bello. Peggio, Pensavate peggio? Sì. Cosa vi ha spinto a venire? La curiosità. È soddisfatta? Sì, molto. Per quanto possa apparire singolare, questo giovane londinese è arrivato a Venezia senza sapere che c'era il Carnevale ed è stata una piacevole sorpresa. C'è invece venuta apposta per Carnevale, dopo tante altre visite, la coppia francese in maschera. Con tutte queste foto, dice lui, ci sentiamo come delle star. On fait beaucoup de photographies comme si on était les stars. Sempre meno e sempre più marginalizzati invece i residenti, secondo Marco Borghi e la delegata al turismo della municipalità Sara Arco, non si sentono affatto delle star ma delle comparse. Questa manifestazione è diventata d'uso e consumo per i turisti e noi ci sentiamo in alcuni momenti veramente come di figuranti che passano, osservano, e quindi si è rovesciato quello che era lo spirito autentico del Carnevale, che ci piacerebbe essere ripreso. La cronaca ora. Filippo Turetta, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, è stato trasferito dalla sezione speciale del carcere di Montorio a quella dei detenuti comuni.
Filippo Turetta è stato trasferito dalla sezione protetti del carcere Montorio di Verona a quella di media sicurezza assieme ai detenuti comuni. Condannato all'ergastolo dal Tribunale di Venezia il 3 dicembre dell'anno scorso per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, Turetta era stato arrestato in Germania il 19 novembre 2023 al termine di alcuni giorni di fuga e quindi rinchiuso 6 giorni dopo nel carcere di Verona. Durante tutto il periodo di detenzione il 23enne era finora sempre rimasto nella sezione protetti. Il trasferimento coi detenuti comuni è avvenuto questa settimana. Una decisione che pare essere motivata dal sovraffollamento della sezione riservata agli autori di reati di forte riprovazione sociale, ma anche dalla scelta di far proseguire il percorso di recupero di Turetta nelle altre aree del carcere. I legali del giovane non avrebbero avanzato alcuna opposizione al trasferimento, limitandosi al momento a sollecitare però una particolare attenzione per un detenuto che tornerà sotto la luce dei riflettori quando saranno depositate le motivazioni della condanna all'ergastolo. Questo avverrà non più nei primi giorni di questo mese, ma a metà del mese prossimo, dopo che è stato concesso uno slittamento di 40 giorni rispetto al termine di 90 per il deposito. E a Venezia interrogatorio di garanzia per Alex Lucchesi, accusato della sparatoria di Chiarano, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha scelto di rimanere in silenzio davanti al GIP di Venezia Alex Lucchesi, il 52enne Sinti, che deve rispondere del tentato omicidio del genero Gregory Malacarne lunedì scorso a Chiarano. Nell'aula del carcere di Santa Maria Maggiore, dove è rinchiuso, Lucchesi, convocato per l'udienza di convalida, è apparso più lucido, ma la strategia del suo difensore è quella di riservare il suo racconto dei fatti al faccia a faccia che avrà con i magistrati trevigiani che detengono il fascicolo a suo carico. L'interrogatorio di garanzia è avvenuto in Laguna, come pure la sua incarcerazione, solamente perché il 52enne è stato catturato dopo 3 giorni di fuga a Ceggia. Abbiamo deciso di non rispondere in quanto questo era una convalida del fermo per rogatoria, cioè fatto dal giudice che non sarà il suo giudice, quindi noi abbiamo dichiarato che intendiamo rispondere e risponderemo alle domande al pubblico ministero di Treviso. Quando lui riterrà di interrogarlo noi siamo pronti, potrà essere la prossima settimana. Rimane il movente legato a un tradimento della moglie di Lucchesi, tenuto nascosto da Malacarne, suocero e genero venuti alle mani, da cui la determinazione del 52enne di vendicarsi. C'è stata una situazione familiare che purtroppo lo ha esasperato, questo si può dire, i dettagli ovviamente li diremo al pubblico ministero. A monte sicuramente c'era una situazione di grosso disagio familiare da parte del Lucchesi. Sconvolto nelle prime ore dopo la cattura, malato per sua stessa rivelazione, Lucchesi sta riprendendo consapevolezza dell'accaduto ed è determinato, conclude il suo legale, a dare la sua versione alla procura trevigiana che ha formulato nei suoi confronti la pesante ipotesi di reato. Adesso qualcosa ricorda, ma ripeto, aspettiamo l'interrogatorio e diremo tutto al pubblico ministero. Ristoratore affronta una baby gang molesta sotto casa e poche ore dopo si ritrova il garage forzato e l'auto storica parcheggiata dentro completamente distrutta. Non c'è pace per Luca Serpente, il ristoratore della Melia Romana di Mestre, più volte finito nel mirino di ladri sbandati e persone tossicodipendenti, con la duplice aggressione subita 2 in 2 giorni di inizio anno proprio all'interno del suo locale. Stavolta ad agire con molta probabilità una baby gang, un gruppo di 7-8 ragazzini, tutti minorenni tra i 16 e i 17 anni, che lo stesso ristoratore aveva affrontato poche ore prima, rimproverando per i violenti schiamazzi che facevano sotto casa a Santa Maria di Sala. Il risultato è sotto i nostri occhi: l'auto parcheggiata dentro una Mercedes d'epoca vandalizzata dopo aver forzato il garage, come racconta questo filmato fornitoci dallo stesso ristoratore. Finestrini mandati in frantumi, carrozzerie bucate e prese a picconate, con asportate le maniglie esterne, cruscotto in radica deturpato dalla vernice e altro ancora. Qualche giorno fa ho avuto a che ridire con dei ragazzini, un paio di volte nel giro di 2 mesi, per schiamazzi eccetera eccetera, violenti, e quindi loro, visto che terrorizzano un po' tutto il territorio, e hanno fatto un sacco di atti vandalici. Parliamo di baby gang, parliamo di ragazzini che stanno qua nel Salese, nessuno gli fa niente. Se
sono tutti a conoscenza di questi fatti, di queste situazioni, però sono indisturbati, sono misti, di varie etnie anche italiani, e quindi fanno il bello e il cattivo tempo. Sono 120 i capi di imputazione per Pasquale Aita, il clochard di Piazzale Roma a Venezia, che tornerà di nuovo in aula il 16 aprile. Pasquale Aita, 49 anni, il più noto clochard di Venezia dalla doppia cittadinanza italo-tedesca e che da poco meno di una decina d'anni ha fatto di Piazzale Roma la sua residenza, si è ritrovato di nuovo davanti al giudice con ben 120 capi di imputazione tra minacce, insulti, uso di coltelli, danneggiamento delle telecamere del tribunale e imbrattamento dello stesso. Per lui un vero e proprio personale maxi processo, 4 faldoni zeppi di fascicoli che lo riguardano, con 98 violazioni dell'ordine del questore di non tornare a Piazzale Roma. Il senzatetto si definisce un attivista politico che difende la gente dalla classe politica. Così venerdì scorso in aula, nelle articolate dichiarazioni spontanee rese al giudice in presenza del suo avvocato difensore Federico Tibaldo. Le contestazioni a suo carico, si diceva, oltre un centinaio, con anche insulti razzisti contro una delle guardie giurate del tribunale, una donna di origini straniere, con l'ultimo episodio gravissimo di minacce di morte di pochi giorni fa contro la consigliera regionale Silvia Rizzotto, per non parlare del pugno dato in faccia a un giudice soltanto perché l'aveva ripreso perché urlava proprio davanti al tribunale. Già arrestato 3 volte nel 2024, Aita, nonostante i fogli di via, è sempre tornato in Piazzale Roma, a 2 passi sempre dal tribunale, dove dovrà ripresentarsi per la nuova udienza fissata al 16 aprile. La polizia di Venezia ha soccorso un uomo di quasi 80 anni che si aggirava in evidente stato confusionale nei pressi di uno stabilimento di Marghera. Dopo che gli operatori del soccorso sanitario si erano sincerati delle sue condizioni di salute, gli agenti hanno trovato un biglietto con 2 numeri telefonici da chiamare in caso di emergenza e una fotocopia del documento d'identità. I parenti si sono ricongiunti con loro caro al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo. La politica, dimissioni del sindaco di Venezia, oggi in scena la protesta che mette in maschera l'inchiesta Palude tra i registi Michele Boato, consigliere di municipalità di ambiente e bene comune. 15° presidio davanti al municipio di Mestre, sempre in attesa che Gigio Brugnaro dia le dimissioni. In attesa delle dimissioni di Brugnaro, che città vogliamo? Il titolo con cui anche questo primo sabato del mese a Mestre il consigliere di municipalità Michele Boato di Ambiente e Bene Comune, insieme a numerose altre associazioni del territorio e diversi cittadini e residenti, ha dato vita all'ennesimo presidio di protesta pacifico allestendo un teatrino dei burattini. Protagonista lui, il primo cittadino, Luigi Brugnaro, vestito in maschera e nei panni di Arlecchino, il zaino multicolore sul filo della satira e dell'ironia, in tema con questo periodo di festeggiamenti in cui quasi tutto è permesso. Gentile pubblico, giudicate voi stessi come sono ridotto per poter fare una strassa di performance. Appena mi porta la campana, batto uno squillo e comincerò lo spettacolo. Portate pazienza, arriva sta campana. Tra i temi affrontati la manifestazione per le case pubbliche tenute vuote, le iniziative sul ticket d'accesso a Venezia, la manifestazione contro i pannelli solari sui campi coltivati a Casolaro. Non ha ancora una data sicura, potrebbe essere già la prossima settimana, ma non è ancora stato concertato, ed è la manifestazione di Casolaro contro il fotovoltaico sui campi agricoli invece che sui tetti e sulle zone industriali non bonificate come quelle di Marghera. E non ultima, la difesa della mimosa di via Cappuccina a Mestre per l'8 marzo. Voi sapete che ormai da 10 anni Amico Albero difende le mimose di via Cappuccina, quindi c'è un invito per le 2 sere precedenti, cioè il giovedì 6 e il venerdì 7, chi può davanti alla caserma dei vigili, c'è una mimosa lì davanti, e Amico Albero dalle ore 19 di giovedì la sera, e poi ci sarà una guardia giurata la notte e poi il giorno dopo lo stesso. E chi vuole dare una mano, chi può venire lì davanti. Interventi aperti
aperti a tutti e tutte che si sono chiusi con un Arlecchino pensieroso. Ma visto il sindaco che galla bello gal turpinocchio, corpo, scusa, signor sindaco, il tutto. Che rabbia! La comunità di San Pietro in Volta è in lutto per la scomparsa all'età di 80 anni del ristoratore Paolo Vianello. È rimasto fino all'ultimo al lavoro nel suo ristorante a San Pietro in Volta nell'isola di Pelestrina e anche da quando il ristorante è passato in mano al figlio Nicola, lui è sempre rimasto attivo. Al mattino era quasi sempre ogni giorno di buone ore in cucina a curare il pesce durante il periodo di apertura. Paolo Vianello, morto questa mattina all'età di 80 anni all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo, ha portato così Pelestrina ad essere conosciuta in tutto il mondo a livello nazionale ed anche internazionale. Il ristorante Danane a San Pietro in Volta, nell'isola di Pelestrina, ha saputo resistere alle mode grazie alla passione e alla genuinità di Paolo e della sua famiglia. Piatto da non perdere assolutamente, il pasticcio di pesce. Da Robert De Niro a Monica Vitti, Giampiero Boniperti e Alvaro Morata, l'elenco degli ospiti che si sono seduti al tavolo Danane è davvero vastissimo, ma Paolo era anche una persona buona, un gran lavoratore che ha dato lustro alla laboriosità di Pelestrina. Paolo, un grande lavoratore, amava il suo lavoro fino agli ultimi giorni. Era lì seduto sul suo tavolino al piano terra del ristorante che preparava il pesce, che insegnava anche ai giovani come cucinare. Una persona veramente meravigliosa che sta a cuore a tutti. Quindi ci mancherai, Paolo. Un'attività che ha portato tutta Venezia ad essere riconosciuta e conosciuta anche come marchio di buona ospitalità. Paolo lascia i figli Nicola e Francesca. La famiglia ha ringraziato di cuore il personale dell'ospedale civile di Venezia per le amorevoli cure professionali prestate. Paolo è una persona buona, amico di tutti, uno disponibile, una persona sempre allegra, un grande papà e un grande nonno. Ci mancherai. Ciao Paolo. Il Salone Nautico di Venezia sbarca al padiglione Italia dell'Expo di Osaka in Giappone dal prossimo 13 di aprile. Il Salone Nautico di Venezia è l'Expo di Osaka 2025 con un evento dedicato all'interno del calendario del Padiglione Italia. Già pronta la mascotte ufficiale, eccola, Miaku Miaku, sul palco del Carnevale in Piazza San Marco per il concorso La maschera più bella. Non a caso l'intera città di Venezia sarà protagonista in terra giapponese per l'intera settimana inaugurale all'esposizione Nella terra del sollevante. Siamo arrivati al 6° anno e siamo molto contenti e devo dire già che l'abbiamo già finanziato per altri 2 anni, per cui io finirò il mandato il prossimo anno, però abbiamo finanziato già per il prossimo anno e quell'altro ancora, per cui il 26 e anche il 27, poi saranno le prossime amministrazioni. È un salone di grande successo nei numeri ma anche nella voglia di rinnovare continuamente, ogni anno cresce. Oltre 300 le imbarcazioni protagoniste del Salone Nautico di Venezia 2025 presentato dal sindaco Luigi Brugnaro nella sede del municipio a Cafarsetti. La manifestazione, organizzata da Vela SPA in collaborazione con la Marina Militare Italiana, si terrà nello storico Arsenale dal 29 maggio al 2 giugno. Sarà un salone concentrato su ecosostenibilità, design, fusione e innovazione, temi che, è il caso di dire, sbarcheranno in anteprima in Giappone dal prossimo 13 aprile. E si apre con Venezia, quindi noi siamo veramente grati ovviamente al sindaco Brugnaro che ha voluto fortemente aprire Expo e noi volevamo aprire Expo con Venezia e c'è un motivo, perché in fondo ci aiuta Venezia a raccontare l'Italia che noi vogliamo far conoscere meglio, cioè ampliando e anche aggiornando un po' questa immagine dell'Italia in una regione del mondo che ci conosce, ci ama. In Giappone per far conoscere le nostre aziende, gli artigiani, i nostri pescatori e valorizzare tutto il mondo presente attorno al mare e alla laguna di Venezia, il cui Salone Nautico ne rappresenta le sue gesta tra passato, presente e futuro. 13 aprile 2025. Arrivederci a Osaka! E grande entusiasmo per la sfilata dei carri allegorici dal Lido a Marghera, da Pellestrina a Burano.
Allegria, coriandoli, maschere e musica, oltre a tanto divertimento. Grande successo al Lido di Venezia per la sfilata dei carri allegorici, che si conferma uno degli appuntamenti più attesi e sentiti anche di questo Carnevale 2025. 900 figuranti, la banda musicale di Pellestrina, le Majorette ad aprire il corteo che da piazzale Bucintoro ha percorso il Gran Viale e il centro dell'isola. In migliaia lungo le transenne hanno seguito la parata che ha coinvolto oltre il Lido anche Marghera, Burano, Pellestrina e molti quartieri della città fino a martedì grasso. Ritornano i carri come ogni anno, lanciati da questa amministrazione, un impegno concreto, un impegno per i bambini, per la gente, per un bel carnevale anche di festa al Lido. L'appuntamento è stato organizzato dalla società Vera, braccio operativo del comune. L'impegno encomiabile della polizia locale con protezione civile, Pro Rocco del Lido e Pellestrina e volontari di tante altre associazioni ha permesso che tutto si sia svolto nel migliore dei modi. Tutti i carri sono stati premiati durante un pomeriggio presentato da Chiara Perare. C'è stato messo molto lavoro, grazie a tutti coloro che hanno collaborato a tutti i livelli, naturalmente a parte noi dell'organizzazione, il comune, vigili, protezione civile, quant'altro, la Pro Loco, municipalità, insomma al Lido è sempre una grande festa. Ci sono un sacco di bambini vestiti, una bella giornata, tante persone che vengono anche da fuori per questo carnevale. Siamo molto contenti della grande partecipazione e viva il carnevale al Lido. Oltre 3.000 ragazzi invece da tutto il Veneto per il carnevale della Biennale. Grande successo per la 16ª edizione del Carnevale Internazionale della Biennale, che sta coinvolgendo a Venezia circa 3.600 tra bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, ma anche famiglie e insegnanti. In questi giorni di Carnevale a Ca' Giustinian ci sono visite guidate per tutti i laboratori per scuole e famiglie, un'installazione immersiva. Tutte le attività sono gratuiti e accessibili a ciascuno, previa prenotazione. C'è poi anche uno spazio dedicato alla Fondazione Milano Cortina per le Olimpiadi del 2026. E tanto divertimento e sorprese. Un'istituzione culturale vive innanzitutto cercando un suo pubblico affinché questo stesso pubblico diventi maestro, e quindi ogni istituzione culturale deve guardare ai giovani, deve guardare ai ragazzi, deve guardare ai bambini affinché non siano spettatori o soltanto pubblico, ma parte attiva, imparando attraverso gli strumenti della professionalità in quella meravigliosa bottega di libertà, di spirito critico, di creatività, di immaginazione, qual è a Venezia la Biennale. Non mancano allegria, divertimento e anche il modo per aguzzare l'ingegno. Insomma, un carnevale per tutti i gusti in modo intelligente. Accogliamo nella nostra sede istituzionale in 2 piani, trasformati in laboratori e sale didattiche, circa 3.600 ragazzi che provengono da tutto il Veneto. Utilizziamo molte metodologie, tra cui soprattutto quella partecipata di divertirsi facendo delle cose creative. È un modo di divertirsi in maniera intelligente. Ho costruito questo video utilizzando solo delle immagini del tutto originali, sia del bosco, e quindi questi satelliti che ci restituiscono delle immagini fantastiche di che cosa c'è fuori di noi. Era l'ultimo servizio, tra poco le previsioni del tempo. A voi tutti una buona serata, arrivederci.